Dopo un breve periodo di calma relativa, con le festività natalizie di Capodanno, Venezia torna a ripopolarsi di turisti, ma in una città che secondo alcuni oramai scoppia di visitatori, le stime variano clamorosamente tra i 25 e i 30 milioni di presenze all'anno, non è tutto oro quello che luccica. La maggior parte dei turisti, circa il 75%, è composto di cosiddetti escursionisti, visitatori di passaggio che spesso spendono molto poco. Viceversa, il numero di coloro che si fermano in città sarà anche cresciuto a 6 milioni, ma il boom non c'è, perché a dormire a Venezia si rimane molto meno tempo di una volta, circa 2 notti. C'è solo un maggior turnover. Essendoci un maggior turnover, i numeri appaiono quelli, ma ovviamente le persone cambiano. Niente di sconvolgente, ma niente di negativo, insomma. Sempre in ambito turistico c'è un fronte aperto per quanto riguarda i musei civici veneziani, oltre una decina tra i più storicamente rappresentativi della città, da Palazzo Ducale a Capesaro. La decisione di Comune e Fondazione Musei Civici di rimanere aperti anche a Natale, il primo dell'anno, aveva causato più di un malumore tra i dipendenti. Si tratta infatti delle uniche 2 giornate annue di chiusura. Ai sindacati poi, che non avevano escluso lo sciopero, non era piaciuta neanche l'assenza di comunicazioni ufficiali e il fatto di aver appreso della decisione dalla stampa. Un incontro al quale hanno partecipato CISL e UIL, assente la CGIL in segno di protesta per la mancata convocazione al tavolo dell'RSA, ha poi chiarito che in quei 2 giorni lavoreranno solo i volontari, peraltro già raggiunti in numero sufficiente per garantire le aperture il giorno di Natale. Il segretario della Filcams CGIL, Renato Giacchi, rileva però come rimanga ancora da chiarire l'ammontare del bonus a cui dovrebbe avere diritto chi lavora in questi giorni. Per il suo sindacato, che ha un numero predominante di iscritti tra i 450 dipendenti dei musei civici, lo stato di agitazione rimane aperto.